Rifiuti in fila, in attesa di smaltire, camion pieni in coda che aspettano il loro turno. Parliamo della discarica di Siculiana della società Catanzaro, che giornalmente può ricevere 500 tonnellate di rifiuti. La spazzatura complessiva dei comuni che lì giornalmente sono accreditati a conferire. La discarica venerdì scorso era rimasta chiusa per 3 giorni. Se ogni giorno, come abbiamo detto, smaltisce 500 tonnellate, in 3 giorni si è creato un esubero di rifiuti di ben 1500 tonnellate, a cui si deve aggiungere il giorno corrente. Il risultato è che c'è un quantitativo in entrata triplicato. Il primo giorno utile in cui si potranno smaltire 500 tonnellate la domenica, un giorno di straordinario per la discarica, ma restano altri 2 giorni da recuperare. Il risultato è che gli autocompattatori sono costretti a fare la fila per non perdere il proprio posto, il turno e svuotare il camion. Questo è quanto spiega la ditta Seda con a capo Giancarlo Alongi, che racconta: facciamo tornare gli operatori a casa, non restano lì la notte, ma l'indomani mattina siamo sul posto per fare la fila, anche perché svuotare i camion significa poter tornare a raccogliere la spazzatura che altrimenti resterebbe nei cassonetti, dunque per strada. Una situazione, questa dei rifiuti accumulati, che potrebbe risolversi se dalla regione indirizzassero i comuni in altre discariche.